Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Tragedia a Messina, un uomo di 81 anni è morto dopo la caduta in un burrone a Villaggio Molino. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco. Ci sono dei sospettati per l'omicidio dell'uomo di origine algerine freddate a Palermo con 3 colpi di arma da fuoco. Controlli e perquisizioni, le indagini hanno avuto un'accelerazione dopo la visione delle immagini di videosorveglianza. Movida, controlli a tappeto a Catania e Palermo, nel mirino automobilisti, scooteristi e locali notturni. Politeama gratis al giapponese miliardario a Palermo e polemica sull'uso dei beni culturali della città. Nell'occhio del ciclone il sindaco La Galla. Invasa da rifiuti la spiaggia Targia a Siracusa, volontari rimuovono plastica, mobili e persino un frigorifero. Calcio, Catania sconfitto a Potenza, rossazzurri mai pericolosi perdono per 1-0 per gli etnei, è la quinta sconfitta in 11 gare. Area di crisi in casa Palermo dopo la seconda gara persa in 6 giorni. A Marassi e Rosanero superati per 1-0 dalla Sampdoria. Bentrovati a Sicilia 24, dramma a Messina dove un pastore di 81 anni è caduto in un dirupo perdendo la vita. Per recuperare il corpo è stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. Francesco Triolo. Paolo Pellegrino, 81 anni, era uscito di casa ieri mattina per recarsi in campagna, ma non vedendolo rientrare in serata i familiari hanno avvertito i carabinieri facendo scattare l'allarme, ma era troppo tardi per una ricognizione aerea, soprattutto in aree difficili come quella di Molino, quando questa mattina i vigili del fuoco con personale aereo soccorritore proveniente da Catania ha sorvolato la zona alla ricerca dell'uomo, la scoperta del corpo. L'uomo, probabilmente per scacciare degli animali che si erano introdotti nella sua proprietà, si sarebbe spinto in una zona piuttosto ripida e sarebbe scivolato in un profondo dirupo, un luogo difficile da raggiungere per i soccorritori a piedi, e quindi è stato necessario l'intervento dell'elicottero. All'arrivo però i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del pastore 81enne. Il corpo è stato trasferito all'obitorio del Policlinico di Messina, mentre il medico legale, ad un primo esame esterno su disposizione del magistrato di turno, avrebbe riscontrato ferite compatibili con una caduta dall'alto. È ancora poco chiaro il movente dell'omicidio avvenuto a Palermo, ucciso con 3 colpi di pistola un cameriere algerino. Sentiamo Tonino De Mano. Un uomo buono, instancabile lavoratore, un ragazzo sereno e pazzo della sua famiglia. Chi può aver ucciso Samir, questo è il nome affettuoso che amici e conoscenti davano a Badr Budimai, e perché? Se lo chiedono familiari e forze dell'ordine che stanno indagando sulla morte del 41enne cameriere algerino trovato morto in strada da 2 turiste canadesi che lo hanno trovato riverso vicino al Palazzo delle Poste di via Roma, non distante dal ristorante Appetit, da dove si era incamminato dopo aver concluso il suo turno di lavoro. Ed una risposta a quel che sembra un mistero potrebbe arrivare dalle tante telecamere dei sistemi di videosorveglianza che in qualche modo dovrebbero fornire utili elementi agli investigatori. Una cosa è certa: Samir è stato ucciso con un'azione efferata e vigliacca, freddato da 3 colpi di pistola al torace e alla nuca. Davvero un rompicapo per i carabinieri di Palermo che stanno lavorando incessantemente, osservando ed analizzando frame per frame il cuore della movida, spesso teatro di episodi di violenza. Se qualcuno ha visto qualcosa, vada dai carabinieri. È il disperato appello di Fella Budimai, sorella della vittima. In famiglia non riusciamo a darci pace, ha scritto sui social. Era un grande lavoratore ed un uomo buono, lavorava dalla mattina alla sera. Badr lascia la moglie e 2 figli in tenerissima età. Proprio alla moglie, terminato il turno di lavoro, aveva detto: sto tornando. Poi l'agguato, tanto efferato quanto inspiegabile. Intanto ci sono alcuni sospettati per l'omicidio del cameriere algerino, tutti li conoscevano, come abbiamo sentito, come Samir. Da questa mattina diverse persone sono state portate al comando provinciale dei carabinieri per essere sentiti dagli investigatori. Le indagini hanno avuto un'accelerazione dopo che sono state visionate le immagini di videosorveglianza e sono state analizzate le telefonate della vittima. Sono in corso perquisizioni in alcuni appartamenti. Ancora non è chiaro però il movente e non è escluso che potrebbe essere anche futile, legato a qualche lite avvenuta nei pressi del luogo di lavoro.
Una partita di calcio a 5 è finita in rissa. Il campo di calcio è stato trasformato in un ring e quanto successo nella partita del campionato di calcio a 5 Serie C2 disputata al Pala Don Bosco di via Domenico Savio a Palermo, dove si sono affrontate le formazioni ASD Iato e Futsal Pioppo. Sono dovuti intervenire gli agenti polizia per riportare la calma. Lo scontro fisico è andato avanti per mezz'ora anche dentro gli spogliatoi. Lo adesca in un sito di incontri online e dopo un appuntamento in un bar ad Acireale cerca di estorcergli 500 euro minacciandolo di denunciarlo per maltrattamenti e lesioni personali se si fosse rifiutato di dargli soldi. Un 54enne di Via Grante non ci casca ed avvisa i carabinieri che irrompono sulla scena e scoprono l'azione criminosa. A finire in manette una donna di 53 anni originaria di Augusta, identificato e denunciato anche un complice della donna, un 49enne residente ad Acireale. E adesso torniamo a Catania, Movida, controlli a tappeto, non solo a Catania ma anche a Palermo. Nel mirino automobilisti, scooteristi e locali notturni. Decine le persone identificate e numerose le attività commerciali sanzionate. Indagini anche sull'accoltellamento di un giovane in via dell'Olimpo. Sentiamo il servizio. I luoghi della movida passati al setaccio dalle forze dell'ordine per cercare di riportare sicurezza nei centri storici di Catania e Palermo che soprattutto il sabato sera fanno registrare criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico. Su disposizione del nuovo questore di Catania, Giuseppe Bellassai, sono stati effettuati controlli mirati in diverse zone operative, la prima corrispondente all'area compresa tra le vie Antonino di San Giuliano, Coppola e le piazze Bellini e Lupo, l'altra tra le vie Umberto Gemellaro e Santa Filomena e piazza Carlo Alberto, la terza nell'area di piazza Federico II di Svevia e vie circostanti. In particolare nella zona del Teatro Bellini ed intorno a Castello Orsino le forze dell'ordine sono state dislocate in modo da evitare l'accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa come lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di alcol. Un fenomeno che avevamo denunciato nei giorni scorsi in un nostro servizio TG. Una sessantina le sanzioni per violazione al codice della strada, multate una decina di persone trovate alla guida sprovviste di patente o assicurazione. Durante l'operazione Interforze sono state anche sequestrate modiche quantità di stupefacenti. E nell'ambito dell'operazione Alto Impatto a Palermo, i carabinieri hanno intensificato i controlli in centro ed in periferia ed in particolare tra le vie Macheta, Candelaia, Archimede e nelle piazze Verdi e Villena, nonché alla Vucciria. Quasi 150 le persone identificate. Controllati 8 esercizi commerciali, di cui 7 hanno evidenziato irregolarità. Sempre a Palermo sono in corso indagini sul ferimento di un giovane di 24 anni intervenuto in via dell'Olimpo in soccorso di 2 amiche che erano state importunate nei pressi di un locale notturno. Il giovane, ferito alla gola con un'arma da taglio, è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia. Ci sono anche 5 donne e 6 bambini fra i 531 siriani, egiziani, bengalesi e pakistani che affollavano il barcone di 25 metri partito dalla Libia e soccorso nelle acque antistanti a Lampedusa. Oggi per l'intera giornata il gruppo è rimasto nell'hotspot di Incontrada Imbriacola, dove ci sono complessivamente 576 ospiti per essere sottoposto a fotosegnalamento e rilievo delle impronte digitali. E mentre le procedure di pre-identificazioni per consentire un rapido trasferimento dei migranti verso Porto Empedocle erano in corso, nel pomeriggio è stato avvistato un cadavere. La salma, irriconoscibile perché in avanzatissimo stato di decomposizione, era fra gli scogli di Cala Pulcino. Ad avvistarla sono stati alcuni turisti. Il sindaco di Palermo La Galla è nella bufera. Il comune ha concesso a proprio carico gratuitamente il teatro Politeama al miliardario giapponese ed è polemica sull'uso dei beni culturali della città. Maglio Viola. Sale di tono la polemica sulla concessione dei teatri palermitani per il compleanno aziendale del miliardario giapponese Kaoru Nakashima, attualmente in città. Tema dello scontro: il regalo dell'amministrazione a spese della collettività. Per 3 giorni e mezzo dei 7 il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo sarebbe stato concesso gratuitamente agli organizzatori dell'evento. Il contratto è stato sottoscritto tra la Fondazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e la 9PM che si è occupata del maxi evento. Polemica alla quale il sindaco La Galla risponde
ricordando che i contratti risalgono alla precedente amministrazione e che la Fondazione Orchestra Sinfonica che gestisce il teatro opera in piena autonomia, scelte fatte peraltro dalla precedente amministrazione anche del teatro. Invece di spegnere la polemica, però, la replica del sindaco ne aumenta la portata. Viene fuori infatti una lettera del 29 dicembre del 2022 firmata proprio da Roberto Lagalla, primo cittadino in carica da 5 mesi, e indirizzata all'ex commissario straordinario della FOS, Nicola Tarantino, nella quale si chiede di concedere a titolo gratuito il teatro per 3 giorni al miliardario giapponese. Una concessione che Lagalla invita a far gravare sui giorni a disposizione del Comune di Palermo per iniziative culturali, come da convenzione di affidamento del teatro. Lettera poi richiamata nel contratto firmato il 23 gennaio di quest'anno. Una polemica che segue lo scambio di battute a distanza fra Lagalla e il presidente della regione Renato Schifani, che già si era espresso negativamente sulle scelte operate in questa occasione. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci alla seconda parte di Sicilia 24. Da un lato c'è chi sporca e non rispetta l'ambiente, dall'altro invece chi passa il proprio tempo libero a raccogliere rifiuti. È successo a Siracusa, dove un gruppo di volontari ha ripulito la spiaggia di Targia. Sono stati trovati rifiuti di ogni genere. Francesco Aloi. La natura è violentata dai rifiuti. Siamo nella costa di Targia, zona nord di Siracusa. I volontari hanno deciso di ripulire quest'area. Stiamo facendo questo atto di carità verso la natura, visto che purtroppo la popolazione è sprovvista di educazione civica. Educazione civica sconosciuta a molti. Tanti rifiuti trovati a 2 passi dal centro comunale di raccolta. Dai frigoriferi ai pezzi di una camera da letto c'è veramente di tutto. Dalle plastiche o semplici gomme per auto, potete vedere che c'è una discarica a cielo aperto di rifiuti elettrodomestici. A terra le microplastiche, qualsiasi elemento che è anche difficilissimo da raccogliere. Targia non è stata scelta a caso. Prima delle industrie, qualche decennio fa, qui i siracusani facevano il bagno, ma siamo vicinissimi anche alle mura di Onigiane. Questo è un punto simbolico, ma non solo a livello storico, ma anche di cosa è diventata la città e cosa è diventata questa porzione di città. Dimenticata, di scarica, ormai silente quasi. Una domenica d'autunno spesa per l'ambiente, anche per il futuro dei bambini. Non soltanto le persone più grandi come noi, ma anche i bambini. Ricordiamoci che questa cosa la facciamo anche per i nostri figli. A Catania va in scena Storia di una capinera, il capolavoro verghiano firmato alla regia di Guglielmo Ferro apre la stagione di prosa del teatro ABC. Emanuela Corsi. Al Teatro ABC di Catania va in scena Storia di una capinera. Il capolavoro verghiano apre la stagione di prosa Turiferro con Enrico Guarneri e Nadia De Luca nei ruoli di Giuseppe Vizzini e della figlia Maria, protagonisti del romanzo epistolare scritto nel 1869. A firmare lo spettacolo Guglielmo Ferro, che attraverso la sua messa in scena esalta la struttura drammaturgica del romanzo per far emergere il rigido impianto culturale e umano delle famiglie dell'epoca. Con Storia di una capinera chiudo il ciclo verghiano. Quindi ormai sono in confidenza con Giovannino nostro. Certo, questa è un'opera giovanile, è la prima. Il dovere di ogni padre è quello di proteggere la propria famiglia. Io me lo ripeto, tutti i giorni al nascere del sole. Sul palco accanto a Guarneri Nadia De Luca, che interpreta la figlia novizia Maria Vizzini. Io sono Maria dell'agonia di Gesù martire. La nostra salvezza. Maria è una ragazza come tutte le altre, sente le esigenze di tutte le altre ragazze, delle ragazze della sua età, che ama tanto la vita e vuole vivere appieno queste esperienze nuove. La stanza del convento è il centro della scena. Maria non esce da quella prigione e il padre Giuseppe ne è il carceriere. Entrambi sono dolorosamente vittime e carnefici. Pensa di avere la coscienza a posto quando quasi la obbliga a tornare in convento, decretando forse la sua morte. Quindi pensa di avere la coscienza a posto, ma poi lui stesso ha un rigurgito di rimorso e dice: ma allora perché ogni notte mi sveglio con queste sensazioni?
Lo spettacolo, una nuova importante produzione firmata Progetto Teatrando, andrà in scena fino a domenica 12 novembre. La stagione di prosa del Teatro ABC proseguirà poi con un ricco cartellone e grandi protagonisti, tra questi Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Giuseppe Zeno, Barbara De Rossi, Pippo Pattavina, Edoardo Leo, Claudio Bisio e Ferzan Ozpetek. Ancora una pausa e poi il calcio. Ed eccoci alla pagina dedicata al calcio, che apriamo con la partita del Catania, con la brutta partita del Catania, una partita da dimenticare a Potenza. I rossazzurri sono stati sconfitti per 1-0 senza mai tirare in porta. Sentiamo Marco Carli. Ogni volta come quella precedente, anzi peggio, il Catania non finisce di stupire in negativo in questo balordo avvio di stagione e dopo i 3 punti di Brindisi incappa in un'altra partita senza mordente, senza lo straccio di una vera occasione, senza cuore. E al posto della tanto desiderata svolta, ecco l'ennesima cocente delusione, il Potenza merita l'1-0 finale ma non deve nemmeno dannarsi più di tanto in un primo tempo ordinato, ha a che fare con il solito Catania frastornato e allora si vedono solo i lucani, niente di che sia chiaro, ma quel poco che basta per far capire di essere in campo, cosa che al Catania non riesce. Tabiani ridisegna il 4-3-3 con Rapisarda e Mazzotta, con Zanellato e Bocic, ma le occasioni le creano Caturano e Di Grazia, sono loro a costruire anche l'azione da gol, palla in area del numero 10 e retroguardia che si fa sorprendere dal bomber potentino, pallone in rete per l'1-0. Ci si aspetterebbe la reazione che non arriva fino ad inizio ripresa, quando con De Luca e Rocca mandati sul terreno di gioco gli etnei imbastiscono 10 minuti di pressione impreziositi, per così dire, da un tiro alto di Chiricò. Lerda dal canto suo irrobustisce la retroguardia e non rischia più nulla anche contro le 4 punte messe in campo da Tabiani nell'ultimo forcing disperato. E adesso a rischiare più di tutti è ovviamente l'allenatore, se è vero che il Catania sta sondando vari nomi, dal sempreverde Maran, il primo della lista, al vecchio pallino Javorcic, fino al solito Baldini, ma ci sono altri nomi sul piatto. Le nubi nere del pomeriggio potentino sembrano far da presagio, il Catania non c'è, i tifosi sono stanchi e la dirigenza deve riflettere. Un avvio di campionato così, dopo il grande entusiasmo di qualche mese fa, era veramente difficile da immaginare. E poche ore dopo la figuraccia rimediata a Potenza è arrivato il comunicato stampa del Catania Football Club, che comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabiani, l'allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini. Ai 3 professionisti vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e l'augurio della miglior fortuna personale e professionali. La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli. L'allenatore dell'Under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023-2024. E adesso il Palermo, che è stato ancora sconfitto ed è quasi in crisi. Un solo punto nelle ultime 3 partite. La Sampdoria, vincendo, ha messo a nudo le criticità della formazione di Corini. Sentiamo Marco Gullà. I numeri dicono che il Palermo è in una fase di semicrisi. 1 punto nelle ultime 3 partite, 2 sconfitte consecutive e una classifica che inizia a non essere più brillante come prima. La sconfitta di ieri a Marassi per 1-0 con gol di Borini apre numerose crepe nel Palermo, che intanto non sa più vincere. Poi c'è la difesa bucata 5 volte in 3 partite, un dato preoccupante, e poi l'attacco che non graffia più come prima. Dopo il gol di Borini il Palermo ha reagito solo nel finale, sfiorando il pareggio con Mancuso e Soleri, ma i due è come se avessero sparato a salve. Il dato oggettivo: fai un punto in 3 partite, di conseguenza è penalizzante. Sicuramente oggi nei primi 25 minuti abbiamo subito la veemenza della Sampdoria, la squadra probabilmente si è portata qualche scoria della sconfitta con Lecco, poi per me l'abbiamo riequilibrata a livello di prestazione, peccato per il gol subito da calcio di rigore. Il secondo tempo è stato un secondo tempo dove la squadra ci ha provato, più l'inerzia della partita andava dalla nostra parte, la sensazione che più la partita si stesse allungando potevamo trovare il pareggio. Gli esterni, che dovevano garantire superiorità numerica, non saltano quasi mai l'uomo. Brunori, riferimento dell'attacco centrale, è isolato. Stiamo andando un po' in difficoltà, ma fa parte di un percorso, di un cammino, di un campionato, e bisogna starci dentro, affrontare le difficoltà e cercare di tirare fuori le cose positive che comunque ci sono.
È normale che giocando subito dopo 2 giorni abbiamo una grande opportunità, però bisogna analizzare gli errori e cercare di ricommetterli il meno possibile. Palermo che mercoledì scenderà in campo per affrontare il Brescia al Barbera nel recupero della seconda giornata. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.